tantissima acqua, intensità d'acqua, e quindi alle 5:30, alle 6 il sindaco mi ha chiamato che c'erano delle attivazioni, delle chiamate, e quindi siamo scesi in campo. La situazione, per quello che io ho esperienza, nei 22 anni che sono in protezione civile, non c'è mai stata una situazione così. Abbiamo ancora intere zone del comune di Mira totalmente allagate, dovute ai canali esterni gestiti da altri enti esterni, Genio Civile e Consorzio Acque Sorgive, che non riescono a smaltire l'acqua, e quindi abbiamo un problema. Abbiamo abitazioni, garage, seminterrati allagati, e fin quando l'acqua non va via dalle strade non riusciamo ad intervenire. Quali le aree più colpite? Allora, generalmente abbiamo la zona di Marano, la zona più alta di Mira, quindi andando verso il Passante. Abbiamo la zona di Mira Centro, in prossimità del Serraglio, e un po' anche la zona di Oriago, un po' dovuti a canali, ripeto, alcuni canali di competenza dei consorzi acque sorgie che non riescono a smaltire. Quanti siete coinvolti in questa operazione in allerta? Allora, tenete presente, siamo a agosto, le ferie, siamo in campo quasi 30 volontari. Che consigli dare alla popolazione? La popolazione in questi casi qua un po' già premunirsi, e non so, togliere le foglie dal tompino anche fuori dall'abitazione, non aspettare sempre che arrivano altri soggetti, in questi casi qua portare la macchina fuori dal garage, cercare di alzare il più cose possibile, cioè mettere in campo le piccoli accorgimenti che possono aiutare, non risolvere il problema, aiutare.